appuntamenti in agenda per domenica 17 agosto, ultimo giorno del progetto Ponente Vibes. A Finalpia, Molo, alle ore 6:15 del mattino è previsto un concerto all'alba. A Marina di Loano, alle ore 21, talk show con cabaret. A Finalmarina, in piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 21:30, estate in piazza Accademia Rock. A Pietra Ligure, in piazza San Nicolò, alle ore 21:30, musica in piazza. Progetto Festival The Best of Sanremo. Nel contesto dell'iniziativa Porte Aperte alla Millenaria viene riproposto l'appuntamento della Notte delle Stelle. È prevista un'apertura speciale della chiesa vecchia millenaria di Ruta di Camogli, in via 25 aprile numero 35. I cancelli sono aperti alle 8:30 per la celebrazione della messa, a cui segue con orario continuato la visita libera. Alle 18 Maria Calderai leggerà il 33esimo canto del Paradiso di Dante Alighieri. Dalle ore 19 è offerto un aperitivo in attesa del tramonto. Si aspetta poi il buio con una conferenza dal titolo Il Campo dei Miracoli. Anche quest'anno torna a Sestri Levante la festa organizzata dalla parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra. Fino a martedì 19 agosto si terranno 3 giorni dedicati al divertimento e al buon cibo, con giochi, degustazioni e musica dal vivo. Si inizia la festa alle 19:30 con una degustazione di piatti tipici liguri nel campo parrocchiale e alle 21:30 si prosegue con lo spettacolo musicale del gruppo Le Vecchie Glorie. Ultimo giorno di The Heart of Gaza a Framura, la mostra che raccoglie i disegni realizzati nella tenda degli artisti creata dopo il 7 ottobre. Alle ore 21 in piazzetta di Setta, proiezioni dei disegni. Liguria delle Arti si svolge alle ore 21 a Coreglia Ligure nella chiesa di San Nicolò di Bari. Il progetto, curato da Pino Petruzzelli e il suo teatro Ipotesi, torna nel cuore della Valfontana Buona. Giorgia Fumanti si prepara al ritorno a Monte Rosso al Mare, con un concerto evento al Molo dei Pescatori dedicato alle grandi colonne sonore dei film. Appuntamento alle ore 21:30. Il programma culturale offerto dalla parrocchia di San Michele di Pagana si arricchisce del concerto Vissi d'Arte, non ricompreso nella rassegna Sotto il Campanile, che si terrà alle ore 21:30 in giardino. Appuntamenti in agenda per lunedì 18 agosto. Alle 16:30 iniziano le mini Olimpiadi di carro alla loro prima edizione. Le gare, riservate ai giovani atleti tra i 4 e i 12 anni, prevedono corse piane, lancio del peso, mini maratona nel centro storico. L'iscrizione è gratuita e obbligatoria. Le premiazioni si svolgeranno la sera del 19 agosto con pizzata a seguire, organizzata dalla Proloco. Continua a Sestri Levante la festa organizzata dalla parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra. Si comincia alle ore 16 con la gara di Castelli di Sabbia sulla spiaggia di Riva. Si prosegue alle 19:30 con una degustazione di piatti tipici liguri nel campo parrocchiale. Alle 20:45 è prevista la premiazione della gara di Castelli di Sabbia e alle 21 lo spettacolo musicale con il gruppo dei giovani e la gara di karaoke. Nuovo appuntamento del concerto al tramonto, in programma alle ore 20 nella suggestiva cornice del piazzale della chiesa di San Michele di Rialto a Chiavari. Protagonista della serata sarà il trio d'archi della Team Music Project. Previsto il servizio navetta gratuito alle ore 18 da piazza Nostra Signora dell'Orto. Atmosfere cubane e ritmi travolgenti a Castel Dragone con Mediterranean Sundance 2025, una serata tutta da ballare e da vivere in una delle location più suggestive di Camogli. L'ingresso è libero e gratuito con appuntamento alle 21:15. Alle 21:30 il sipario di Balle Cristi si riapre per accogliere Antonello Salis, pianista e fisarmonicista sardo di fama internazionale. Salis presenta un concerto che unisce improvvisazione jazz, influenze mediterranee e sonorità originali per un'esperienza musicale unica.